Queste sono le S al miele, chiamati anche susamielli napoletani, perché prima si facevano con il sesamo e si chiamavano sesamielli, fatti con il miele, pisto napoletano, un bel cucchiaio di vaniglia liquida e pasta arancia artigianale con mandorle filettate esternamente. Questa è la S, guardate che morbidezza. Andiamo a fare questa ricetta. Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi faremo i susamielli per la tradizione natalizia napoletana. Prima cosa andiamo a scaldare il miele sul fuoco rendendolo abbastanza liquido. Non deve bollire ma deve essere ben caldo. Io lo vado a fare a mano in un recipiente, si può fare anche con uno sbattitore o con planetaria. Quindi nel miele ancora caldo vado a inserire subito lo zucchero, così si va a sciogliere un poco, un cucchiaino di pasta vaniglia che ho realizzato, vi lascio il link in descrizione per farla, un cucchiaino di pisto napoletano o cannella e un bel cucchiaino abbondante di pasta d'arancia, sempre da me realizzata, vi lascio il link. Quindi inseriamo anche cubetti d'arancia candita, mettiamo un pizzico di ammoniaca per dolci, ossia 1 grammo, e andiamo a mescolare in questo modo. Poi, mescolato un po', inseriamo tutta la farina in un solo colpo e anche il cacao amaro. Andiamo a ultimare l'impasto, che è un impasto facilissimo, è ancora tiepido, quindi lo mettiamo sul tavolo, lo continuiamo ad impastare, finendo in questo modo si va anche un po' a raffreddare, lo facciamo stare 5 minuti all'aria, lo giriamo e a questo punto lo possiamo lavorare con la farina. Creiamo un filoncino e spezziamo 20 pezzi da circa 35 grammi ognuno, non li fate troppo grandi, ecco questa è la misura ideale, e in questo modo andiamo con un po' d'acqua, con l'aiuto di un po' d'acqua, creiamo un filoncino in questo modo bagnato, in modo tale che si attacca alla granella di mandorle filettate, potete usare anche la granella di nocciola se avete altra frutta secca, creando una S. Ecco i 20 pezzi, facciamo direttamente una teglia da 20 e andiamo a infornare a 180 gradi forno statico per 15-18 minuti al centro del forno, e sono pronti quando sono ancora un po' biondi, non troppo scuri. Quindi devono rimanere morbidi anche nel tempo e voilà. Queste sono le S al miele che completano il pacchetto di dolci natalizi a Napoli. Adesso vi faccio vedere, guardate che spettacolo, quando vado a spezzare. Questo è un dolce che quando si va a conservare, si va a chiudere per il periodo natalizio, diventa sempre più morbido grazie al miele all'interno.